C'è acqua a disposizione per 4 mesi nelle dighe di Govosai e Olai, dopodiché, senza un piano di restrizioni idriche, dai rubinetti dei 17 comuni serviti non sgorgerà più una goccia. A dirlo nel corso di un incontro in provincia con gli amministratori locali sull'acqua a giorni alterni dal 27 gennaio, il neopresidente di Abbanoa Giuseppe Sardu, che ammette le enormi criticità della rete idrica nel territorio e illustra il piano di interventi articolato da affrontare nei prossimi mesi. E proprio a Nuoro Abbanoa istituirà una direzione operativa regionale. Una chiusura a 12 ore, sì, 12 ore no, praticamente ininfluente ai fini del consumo dell'acqua, a differenza di quella 24 sì, 24 no, che porta a un risparmio medio del 30%. Secondo, un provvedimento pericoloso perché attaccare e riattaccare l'acqua e staccarla continuamente ogni 12 ore provoca uno stress molto forte alle tubazioni. C'è il rischio di rotture. All'incontro, a cui era presente anche l'assessora regionale all'ambiente Rosanna Laconi, i sindaci hanno espresso preoccupazione. Tutti, in primis il commissario straordinario di Nuoro, devono risolvere il rebus scuole. L'acqua serve non solo per la sicurezza, ma anche per i servizi mensa. A Saruli i sopralluoghi agli edifici pubblici sono già terminati con successo. Ad Orgali la sorgente di Sugologone con i primi turisti non basterà. I sindaci riscontrano un cambio di passo in positivo con la nuova presidenza Abbanoa, ma chiedono interventi rapidi sulle tubazioni con la Brodo. Però abbiamo chiesto ad Abbanoa, accettando questa situazione emergenziale, di intervenire immediatamente sulle perdite. Mi auguro che la Regione finalmente possa programmare e avere una programmazione di lungo periodo, vedere a distanza, perché ormai il cambiamento climatico non è che sia sotto gli occhi di tutti, lo stiamo già subendo e soffrendo.